amici e amiche del Goriziano, siamo a Fiumicello per la celebrazione, per il ricordo a 7 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il re appunto di Fiumicello, che è stato ucciso nel 2016 in Egitto per mano molto probabilmente dei servizi segreti egiziani. Siamo alla Piazza del Tiglio, dove la folla si è riunita come ogni anno dopo la camminata dei diritti. In questo momento la famiglia Regeni è arrivata in Piazza del Tiglio, tantissime le fiaccole della gente che ha voluto essere qui presente questa sera per ricordare la figura del giovane scomparso tragicamente per motivi che tutt'oggi rimangono ignoti. Adesso verranno accese le torce di chi appunto chi non le ha ancora accese, quasi 500 le presenze, le persone che hanno voluto ricordare il giovane friulano. Tanti che non hanno voluto mancare l'appuntamento e alle 19:41 ci sarà il minuto di silenzio proprio in concomitanza del momento esatto in cui il telefono di Giulio ha smesso di funzionare e non ha più mandato alcun messaggio, momento in cui appunto di Giulio non si hanno più avuto notizie. È un momento significativo, dicevamo, tantissime persone che anche quest'anno hanno voluto essere qui presenti e anche alla luce delle parole pronunciate nelle ultime ore dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha assicurato come il governo italiano voglia arrivare alla verità sul caso Regeni. Oggi, peraltro, in question time, lo stesso ministro ha risposto alle interrogazioni del Parlamento dicendo che l'Italia farà di tutto per eliminare gli ostacoli negli incontri al Cairo. Ho intravisto la disponibilità diversa dell'Egitto, anche se il processo attraverso una fase di stallo. E come potete vedere, tantissimi qui presenti, non solo di Fiumicello, ma anche circostante, testimonianza anche la presenza di numerosi sindaci, amministratori locali dell'Isontino, del Goriziano, del Friuli orientale e non solo. Presente ovviamente anche il Consiglio dei ragazzi di cui Giulio Regeni è stato lui stesso.
Questa serata del 25 gennaio, in cui la comunità del Popolo Giallo si ritrova qui a Fiumicello Villa Vicentina per ricordare i 7 anni della scomparsa di Giulio Regeni, arriva nel suo cuore. Un momento che segna la scomparsa di Giulio, osserveremo insieme un minuto di silenzio. La serata poi continua. Avremo alla Bison pensieri e parole per Giulio, un momento in cui incontrarci, confrontarci, ascoltare e riflettere. Per chi non riuscirà ad accedere per il numero limitato di posti alla sala Bison, che è qui alla mia sinistra, abbiamo, e quindi vi invitiamo a rimanere e a seguire tutti insieme questa serata nella sala consigliare qui del municipio di Fiumicello e nella sala A, che è la sala che si trova qui sempre alla mia sinistra sopra il bar, c'è la possibilità di seguire in diretta streaming proprio la serata di pensieri e parole per Giulio. Vi chiedo quindi di condividere insieme a me un minuto di silenzio allo scoccare delle 19:40, momento cui risale l'ultimo contatto del telefono di Giulio. Un minuto di silenzio, una pausa, un ricordo, che sia anche un rito potentemente augurale, che dopo quel silenzio segua un nuovo inizio, un disvelarsi della verità e un compiersi della giustizia. Ciao Giulio.
Grazie a tutti. E torniamo con l'audio dopo il minuto di silenzio alle 19:41, come appunto ha detto il sindaco all'inizio del minuto di raccoglimento, l'ora esatta in cui si è interrotto ogni collegamento con il giovane ricercatore. Possiamo vedere un momento adesso da parte della famiglia e istituzioni di Cimicello, proprio per chiedere ancora una volta, sempre più con forza, la giustizia, soprattutto verità verso ciò che è successo al giovane ricercatore in Egitto. Come potete vedere, tante le persone, circa 500 le presenze, dicevamo, tante fiaccole alzate, le parole dense di significato per chiedere ancora una volta verità, giustizia per Giulio Regeni. Tanti i concetti espressi, raccontati attraverso i cartelloni, le stesse tematiche, peraltro che adesso saranno approfondite in auditorium per la serata che adesso proseguirà in Sala Bison. Come ha ricordato il sindaco, sarà anche il collegamento streaming per seguire l'evento. Tante le persone che hanno voluto essere qui presenti anche da parte del mondo delle istituzioni, da parte del mondo dello spettacolo e dello sport. C'è l'ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che anche dopo aver concluso il proprio mandato dopo le ultime elezioni, ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza a livello personale. Diversi, dicevamo, esponenti delle amministrazioni locali del territorio, anche visto qualche consigliere regionale a titolo del personale e delle proprie formazioni politiche, a nome anche della società, diversi esponenti anche delle associazioni che da anni si battono per chiedere la giustizia appunto per Giulio Regeni. In apertura la camminata è partita dalle scuole frequentate dallo stesso Giulio, in cui l'assessore alle politiche giovanili e alla cultura ha voluto sottolineare il grande attaccamento della città e della comunità a questo momento. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver condiviso con noi questo momento. Vi invito a seguirci per i prossimi appuntamenti e a tutti voi un augurio di una buona serata.